Una partita che vale una stagione. Dopo 3 vittorie consecutive il Gere si gioca la salvezza nel decisivo play-out contro il Rosmarino, sostenuto dall'incitamento regionale per centrare un obiettivo sudato dopo un campionato molto faticoso e tribolato. L'ultimo 11 stagionale di Mister Luvito è sempre un 3-5-2 con una sola assenza, quella di Petrella, out per infortunio. In difesa dunque spazio a Pietra, Tosta e La Rosa davanti al portiere russo. A centrocampo recupera in extremis Strano che con le mura e Sciacca compone il tiro di mediani. A destra gioca Migneco mentre a sinistra torna Santa Paola. Attacco affidato ai soliti due, Ankovic e Tornitore. Partita molto bloccata nel primo tempo, il Gere si fa vedere sul corner, lo batte Sciacca direttamente in porta, respinge Bonfiglio, poi allontana la difesa, alimenta l'azione Le Mura che riapre ancora su Sciacca, il traversone tocca Locascio e poi alla fine esce Bonfiglio che blocca a terra. La Rosa cerca in verticale Strano, leggermente troppo lungo il suggerimento, Pesetti allontano, lo Mura Ankovic che ne approfitta, scatta palla al piede Ankovic, cerca il centro Tornitore, provvidenziale l'uscita bassa di Bonfiglio. Poche emozioni in una prima frazione di gioco che si avvia verso la conclusione. Santa Paola per Le Mura fa scorrere verso Tornitore, fermato bene da Africano, raccoglie Maltese, subito di prima per Taimek, si distende in contropiede Rosmarino, avanza Taimek, ha tanto spazio, Taimek arriva al limite, sfavorito da un rimbalzo e il pallone finisce fuori. Avvio più intraprendente del Giarresi nella ripresa, Le Mura allarga a sinistra per Santa Paola, accelera Santa Paola, lascia sul posto un avversario, poi scambia con Ankovic, ottimo l'1-2, ancora Santa Paola per vie centrali, cerca Tornitore in area di rigore, leggermente troppo lungo. Migneco, scarico su Strano, in verticale per Le Mura, capisce tutto Fricano, lotta però Le Mura, recupera Strano, che avanza fino al limite, Strano il sinistro, i pugni di Bonfiglio, non è finita, Santa Paola, 1 contro 1, calcia in porta, murato dalla difesa. Torna a farsi vedere in avanti Rosmarino, punizione di Fricano direttamente in porta, i pugni di Russo gli dicono di no. La Rosa salta un avversario col tacco, poi il destro da fuori, respinto dalla Rocca, riparte Locascio a sinistra, si scatena il contropiede del Rosmarino, Locascio salta anche la scivolata di Sciacca, Locascio il destro dalla distanza, i pugni di Russo, poi allontana Tosto. Forse pesca sulla fascia per Mister Luvito, fuori Migneco, dentro Miceli. La Rosa lancia in verticale nella zona di Strano, sponda aerea, raccoglie Fricano, una finta, pressato da Ankovic, recupera Le Mura, lotta ancora Fricano, subentra Strano il mancino, precisa all'angolino, imparabile per Bonfiglio, la firma è proprio di Angelo Strano, in dubbio fino all'ultimo, gioca dal primo minuto e segna il gol che può valere la salvezza del Giarre. Un altro cambio per Mister Luvito, esce uno stremato Strano, al suo posto dentro Limina, i gialloblu adesso difendono il prezioso vantaggio, Tornitore, contrasto con Pesetti, lotta alla terra, si rialza, salta Di Luca che lo stende in aria, rigore per il Giarre, grande azione di voglia di Tornitore. Dal dischetto va Ankovic, lo ipnotizza Bonfiglio che si salva in corner. Il Giarre batte corto il calcio d'angolo, Tornitore difende la sfera, poi la perde, recupera Limina prova col destro, fuori non di molto. Finisce così, il Giarre batte 1-0 Rosmarino al termine di una partita tutt'altro che semplice e conquista la salvezza. Un'annata non facile, iniziata con ritardo e caratterizzata da vari problemi, tra cui ben 3 cambi di allenatore. La squadra ha avuto il merito di compattarsi nel finale di stagione, grazie anche all'arrivo del mister Eugenio Luvito e dello staff tecnico che non ha fatto mancare il suo grande contributo. Adesso serve programmare il prima possibile la prossima stagione, perché il campionato di eccellenza non perdona nulla, come si è visto quest'anno. Un'unica costante ci sarà senz'altro nella stagione 2026-2027, il supporto incondizionato della tifoseria giallo-blu.